Ragazzi, stasera siamo qui. Avete chiamato i pompieri? Ragazzi, avete chiamato i pompieri? Perché stasera brucia lo reggae, bruceremo tutto, bruceremo lo stadio, bruceremo il paese, bruceremo le chitarre, i bassi. Come? Fate salire ragazzi, security, fatelo salire. Ciao fratello. Com'è? Ah, sei venuto addirittura a piedi da Paternò per me, grazie. Ma perché non ce l'hai la macchina? L'hai bruciata, bravo, bravissimo. Brucialo il reggae, perché noi siamo nati solo per un motivo: pompare fuoco in Sicilia. Dov'è il bassista che iniziamo? Dov'è? Ehi, come dici? Ah, vero, l'abbiamo bruciato. C'è qualcuno che sa suonare il basso tra voi? Siamo momentaneamente senza bassista. Ah sì? Bene, bruciatelo. Il basso stasera lo suono io. Visto che sound verdacce. Un mio amico mi ha offerto una siringa e io gli ho detto no, perché a me piace la marijuana e io non cancio mai. Una volta un tizio per strada mi ha detto: amico, vai ad accendere? E gli ho detto: cazzo amico, ma non mi hai riconosciuto? Sono il portatore della fiamma olimpica del reggae. Ma poi fortunatamente avevo 8 litri di benzina dietro ed ovviamente l'ho bruciato. E adesso merdacce vi lasciamo all'assolo del nostro chitarrista, uno che con la chitarra sa veramente pompare il fuoco, che un fuoco per tutti. Intanto noi iniziamo a bruciare il palco, bruciate anche voi con me. Quello che vi sto buttando adesso dal palco non sono autografi, non sono plettri, sono accendini. Fuggite! Fuggite!